ti regalo pure 2 cravatte e per Natale ti regalo 10 lire, così fai bella figura pure tu con i tuoi amici e offri pure tu qualche cosa. Qua poi faccio il laghetto e dalla montagna scende l'acqua vera, ti piace? No! L'acqua vera! Ci metto l'acqua vera! Si mette l'intero ma dietro, apre la chiavetta e scende l'acqua vera! Ti piace per esempio? No! E basta, in casa mia non ti voglio più! Me ne vado! Dopo di una strada lavoro ma non mettere più il piede qua! Me ne vado! Ma te non può! Quello non mi piace! E mi devi piacere un po'! Ma tu te ne devi andare! Perché a me non mi piace! Vattene perché in questa casa ti fanno presente! E me ne vado! Mi mando a superate e poi me ne vado! Devo mangiare stamattina. Lascia miseria, che è un'altra rottura mattutina! Ti dai che come stamattina! Che cazzo ci dicono fatto, come ne fai tanto? E che poi fa, domani è tanto il giorno, poi ci sono tutte queste feste, bisogna mangiare pesanti, oggi è meglio che ci manteniamo leggeri. Che poi fa un po' di brodo vegetale che tu sai le verdure che ci vogliono e le sai fare molto bene. E mi se 200 grammi di petto. A me di petto non mi piacciono. Tu te ne devi andare, sono petti che non ti riguardano. Senza tutto, io ho detto che erano stati questi giorni di festa. 20 lire per esempio, la spesa e spesi, 5 lire tutti in casa, fai tutti i pastori che ti servono. Ecco fatto l'ultima colazione della casa materna. Me ne vado! Mamma, questo padre è arrivato, ha avuto il coraggio di lasciarmi accumulare proprio nel giorno del Santo Natale. So io quello che devo fare, mi trovo lavoro, ma poi non ci vengo più. E tu che stai dicendo? Te sto dicendo, dove vai? La tua creatura non la vedrai più, la tua creatura è sparita! La migliaia 5 lire, mannaggia te! Va bene, te la benedico sta 5 lire! Fai conto che sei la